Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87, bentornati in live. Siamo qui per la partita per il derby tra Salernitana e Napoli. Facimmela male, schiattamela capo, vai Napoli, prendiamoci il primato da soli, aspettando la partita di questa sera che la Rometta ci fa un bel dolcetto scherzetto al Milan, un bello scherzettino al Milan, dai. Intanto pensiamo a vincere noi e poi vediamo un po' che succede stasera, ragazzi. Come è stato? Tutto a posto? Come avete trascorso questo giorno di Halloween? Frate, come avete trascorso? Ciao Alessandro, buonasera. Forza Napoli, ciao Giada. Forza Napoli, grande Mangarino, aspettiamo Mangarino, grande Giada sempre presente, grande Giadina. Alessandro, tutto a posto, tutto bene. Chi ci sta più? Alessandro e Giada che commentano sempre. Buonasera a Candy, ragazzi mi raccomando per il like. Niente, Alessandro salutato. Buonasera a Pasquale. Buonasera a King, che anche se insulta, vabbè. Buon Halloween a tutto quanto. Levato vino a miez. Uerino, buonasera e buon Halloween a tutti. Francia, Giada e Candy, buonasera. Buonasera a te, Rino, e forza Napoli. Ecco qui, a un damo volume. Imprimere un'altra accelerazione bruciante in vetta alla classifica, perché sulla carta questo è il momento in cui si può creare lo strappo. In una settimana gli azzurri... O derby. Pasquale, buonasera. Oggi dobbiamo vincere anche senza vittoria. Infatti, ci manca Osimhen. Ma vinci qua. Vai Napoli, va. Rispetto per la Salernitana, perché io rispetto anche i cugini della Salernitana, mamma vince. Cirus, il saggio tondo, buonasera, grande, buonasera Alessandro, buonasera Giovanni Cantore, Forza Napoli e Taranto, distruggeteli, buonasera Giovanni, buonasera amico mio, ragazzi mi raccomando lasciate un bel like, condividete la live e iscrivetevi al canale qualora non siete iscritti. Forza Napoli, vai Napoli, vai Napoli. Scena pazzo, sto scena. Vai. Ciruzzo Mertens che prende il posto di Osimhen, ragazzi. Ciao Alessandro, ciao fratello mio, ciao Ultra Scatane, ciao amico mio, fratello, buonasera a te, forza Napoli. Mamma, non cantate questo coro, per piacere. Mamma, la storia su Instagram, mamma, andiamo. La storia su Instagram, mamma. Usciamo pazzi, fateci uscire pazzi stasera. Napoli, faccio uscire pazzi. Scamazziamo il cavalluccio. Un ballo cavallo è facile in spalla. Vai Napoli, vai. Noi vogliamo questa vittoria. Siamo con le maglie bianche oggi. Vai a la squadra arbitrale è capeggiata dal Ravennate. Michael Faber alla 99esima direzione. Voi arbitri state per andare, sta per andare pure il Napoli. Mamma mia, ma parite. Ma io, ma la tagliata la capa. Mamma, ma Napoli, va. Mamma mia, dobbiamo portarci a più 16. Mamma fa congelare. Guarda quanto siamo belli. Guarda, ecco che entrano i tre pelati. Ma no, a giocare a carambola, a mazza arbitri. Ma che rello, voi che capo te ride? Giochiamo a carambola da zona, la pubblicità da zona sempre mezzo cazzo. Io già per un Napoli, che c'è la pubblicità? Fammi avere un Napoli, chi te bolle c'è? Ogni giorno, ogni notte, ogni domenica, ogni mercoledì, ogni c'è scassato. Oh,
voglio vedere un Napoli, come non ci farà pubblicità? Ancora Milan Immers, a Bucchine, ancora, queste pubblicità, ancora, basta. Non se ne può più, non se ne può più con queste pubblicità. Il forte comune che maglie bianche, andiamo a Salerno, siamo a Salerno per il derby, facciamo la mano cavalluccio, facciamo la ballo cavallo, vai Cimuzzi, vai, facciamo la mano con senza Osimen, Simonavolo, Piotr, fagli vedere chi si, fallo vedere pure tu Napoli in live, che aspettiamo con Napoli l'87 per Salernitana Napoli, forza Napoli! Che si esalta con la sua quando la squadra la propone, quindi la Salernitana dovrà alternare una fase di possesso equilibrata per tenuta, come ha detto anche nel pre-partita, ma alternare anche una pressione, perché lasciare sempre comunque il pallino del gioco a Napoli potrebbe essere pericoloso. Questa è la scioltezza della Lecchi per l'ingresso in chiaro per l'ultimo colantone, quei simboli di questo momento e di questa squadra. Sentiamo l'urlo del popolo di Salerno. È pieno. Ma no. Il ragito della curva della Lecchi arriva anche Ma chiama però. sono schierati, suonerà l'inno della Lega di Serie A. Oh, chiamavano faccia là, che succede? Se mi sta sentendo, non mi puoi chiamare quando faccio la live, sorelle, ci sono in mai roba. C'è scassato pesce, arrossa, mamma mia, tutte queste musiche. Era io, però che brutta accoglienza dei salernitani, perché a me fa piacere che ci sono più squadre campane in A, magari ci fossero anche la Casertana, Pellina e Benevento, infatti, peccato l'accoglienza, sì. Però anche a me mi fa piacere per la Salernitana in Serie A come il Benevento, più ne sono e più sono contento, anche io, cioè, fa pure rima con Benevento, più ne sono e più sono contento. Comunque ragazzi, sì, sono d'accordo Rino, cioè brutti sti gol, ma sia lui verso di loro che loro verso di noi. Ci dovrebbe essere più una sorta di gemellaggio, di amicizia, quantomeno, è contro le squadre nordistiche praticamente, ma non fra di noi le cose così, dai. Non vogliamo questa vittoria. Lui Murim che sa vittoria. Vai Napoli, va. Facciamo la mano, va. Oggi è una possibilità importante, in virtù anche del fatto che appunto il centravanti sarà aperto, sono davanti più di palleggio rispetto a Osimhen, meno di profondità, e quindi lui assieme a Lozano secondo me saranno quelli preposti ad attaccare le spalle, no, della linea difensiva di quella squadra. Vediamo Ribéry particolarmente carico nel saluto con gli ufficiali di gara, ma anche con il 7 quasi scolpito sul lato del campo. Diceva dell'arbitro Michael Fabri alla 99esima in A. Fabri che torna ad arbitrare il Napoli dopo l'episodio del gol annullato a Osimhen nel finale dello scorso campionato contro il Cagliari, mentre la sua prima nel massimo campionato. Ma Napoli, facciamo la mano, va. Le formazioni l'hanno fatto vedere, se non le do io, Allora, Serie A. Eccola qua, la Salernitana col 4-3-1-2, Belez in porta, Zortea, Stramberg, Ghiomber, Ranieri in difesa, a centrocampo, tridente con Castanos, Di Tacchio, Schiavone, Ribéry dietro Gondò e Bonazzoli per la fase offensiva della Salernitana. Attenzione a Frank che è pericoloso.
Il nostro Napoli, ragazzi, con il 4-3-3, il solito 4-3-3 che poi si trasforma in 4-2-1-3. Ospina in porta, Mario Rui, Koulibaly, Ramani e Di Lorenzo in difesa, tridente di centrocampo fortissimo con Anghissà, Fabian Ruiz e Piotr Zelinski. In attacco Politano e Lozano, e con la punta Driss, Ciro Mertens, che prende il posto di Victor Osimhen, che ha avuto problemi muscolari in allenamento. Dai Cimuzzo, dai, facci vedere chi sei. Fagli vedere chi sei. Fatti valere, Cimuzzo. Fatti valere. Mi blocco, che è successo? Mi blocco ogni tanto. Didacchio, pistacchio. Uscito pazzo, mamma, sono uscito da pazzo. Nata volta, fate bravo, nata volta. Napoli va, vai Napoli va. Indica sull'esterno sinistro Lozano, costruire con il sincronismo completamente della fascia lanciata del Fabiano di stare fuori. Lozano, bravo per il regista spagnolo. Di Lorenzo. Napoli, lotta insieme a noi. Addirittura arretrato quasi solenne per il quasi 4-3-2, lasciando solo conto come riferimento all'attacco. Questa è stata la prima fase del possesso. Attenzione a Ribéry, voglio attenzione a Ribéry. Buonasera a Aldo Anzaca. Oggi i tifosi della Juve, per non trovarsi mischiati nella corsa retrocessione, faranno il tifo per il Napoli. Anzi, Aldo, bellissima questa, Aldo, bellissima. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un bel like per sostenere la live, a iscrivervi al canale qualora siete nuovi, attivando la campanellina per restare aggiornati con i video e le live di Napoliello, e condividete questa live, dai, che non vi costa niente. Anche se volete fare una piccola donazione, in descrizione trovate PayPal. Dice Scassi e palla, Napoli, già lo so che lo dite, ma pure io. Vai Napoli, vai! Ole, e non ci lasceremo, va. Ole. Ribéry con Azzoli lavorano dentro il campo sui due centrocampisti del Napoli, in uscita sui terzini la fanno i due interni di centrocampo. Questa è la scelta di Colantuono. Uè Andrea, buonasera amico mio, buonasera e forza Napoli. Vai Napoli. La Salernitana dà il massimo con il Napoli. Sarà una bella partita e facciamo male. Vai Napoli, va. Devi bollare sogno nel cuore, torna ai campioni. Vai Tito, bravo Giovanni, bravo, va bene così, va bene così. Grande Anghissà, grande Anghissà. Napoli che è partito con grande velocità, vuole imprimere il proprio marchio nella partita. Salernitana che deve trovare le vie d'uscita perché
perché chiaramente nel momento che recuperi palla devi allungare la difesa avversaria, cosa che quello non è riuscito a fare. Abbiamo visto l'opposizione. Mi raccomando, vai giù, insieme, in sintonia sempre, Rino e Giada, iscrivetevi al canale e condividete. Mani alte, mani a segna Lozano, me lo sento. Eccolo Andrea, eccola Andrea. Di far passare col palleggio in mani sul punto davanti, non è facile per uno sbocco per riuscire. Prova di impostare da dietro la Salernitana. Il lancio Strandberg che ha rispettato. Franchi Merito ha subito riconseguito il Napoli. Ospina che la seconda consecutiva con la porta chiusa per parlare di 3-0 in nazionale, ci dicono solo gol nelle ultime 9 giocate che ha la miglior percentuale di colate dell'intera serie, 89% di gol. Con le mani Mario Rui. Prova a girarsi in zona Zielinski e piedi contro lo Sena. Mario Rui gioca un po' morbida quella di Lozano, invece è presente e efficace Mario Rui. Ospina, Di Lorenzo. Di Gesura, Ranieri, spostato con il passaggio tra l'alto e scatto per il campo. Sì, bravo Ranieri qua che Napolitano secondo me ha fatto bene perché deve alternare anche il modo di andare a ricevere, ma già ricevuto prima due volte palla sul piede, anche mandato la profondità alle spalle, quindi tipo 20 minuti del difensore che fa sempre questi sicuramente. Di Lorenzo, Zielinski. Vai. Chance. Al compagno, ma è chiaro che questi sono palle decisivi, importanti, sono a 80 metri dalla porta, ma sono di fondamentale importanza perché qui si può creare un 4 contro 2 e quelle volte che il Napoli perde palla devi essere bravo a sfruttare la ripartenza. Bravo Zorpia, Andare già. Andrea. Mamma mia. Mannaggia, Zelu. Sì, prima grandissima occasione, come dicevamo prima. No, Piotr, no, così, Piotr, no. Zelinski spesso poteva essere già davanti aggiunto, si è verificato subito, grande occasione, l'ha messa alta, però il Napoli ha fatto capire quanto può essere pericoloso in questa situazione. Quindi Omber e Strandberg dovranno essere molto bravi a leggere queste situazioni perché perde secondario per i tempi e devono stare attenti agli inserimenti. Abbiamo visto la gestualità di Spalletti e di Colantuono, andiamo lì giù al loro fianco da Tommaso Torci. Dunque sì, prima Politano voleva battere velocemente la rimessa laterale, allora Spalletti ha detto devi lasciare al terzino, non ci pensare niente, perché ci vuole un gioco più ragionato. Se non c'è spazio da parte, si va a toccare la Di Lorenzo. Vuole Fabiano ma è schermato da Ribéry. Zielinski, ora Fabiano Rossi. Due tocchi verso Zielinski. Qualche imprecisione nella palleggio di Napoli. Adesso c'è Ribéry che guida il colpo della Salernitana. Verticale, secondo pure. Ah, Calidou. Bella compatta, linea stretta, quindi per il Napoli non è facile comunque trovare gli spazi sempre, e però nel momento della riconquista devi essere letale. Con 3 passati si è presentato in area di rigore, come è stato bravo Koulibaly a chiudere sul volto. Non è un caso, credo che la prima volta che il contropiede davvero è riuscito è stata quella in cui l'ha ordinato di me. Assolutamente, la qualità straordinaria che ha e i tempi per poter andare, anche perché veramente perdere il tempo di gioco in Napoli vuol dire non arrivare alla conclusione perché ha giocatori bravissimi a campo aperto. Prova a bussare la Salernitana con il calcio d'angolo affidato al sinistro di Federico Bonazzoli. La battuta attesa che però non decolla, la mette fuori senza problemi di Lorenzo. Ricomincia Castanos. Ranieri va addirittura da portiere. Sfrutta il momento anche per prendere un po' di fiato per abbassare la pressione alla Salernitana.
Di Lorenzo su Ribéry, interviene di testa ma non recupera il pallone. Andiamo Napoli, andiamo. Strandberg in posta con Diomber a salire nel pressing del Zielinski. Napoli chiaramente quando una palla, pressa altissimo, Zelinski va a prendere l'alto centrale come se fosse una seconda punta, quindi c'è anche Ressone sempre in avanti sugli appoggi più vicini. Mario Rui, cambia fascia, andando dall'altro terzino. Isacco del pallone sulla corsa per fornirglielo di Lorenzo, lo apre a Misara, riceve Politano che ha qualche problema di grip, ma recupera l'equilibrio e può puntare andando su destra. Vai, mamma mia, Lozano vicino. Mamma mia. Bravissimo Politano a saltare l'uomo, metterla di destra, Lozano a chiudere bene. Qui Dorotea è stato un po' ingenuo perché col corpo non è riuscito a vedere l'inserimento di Lozano. Bella azione, altra occasione per il Ciao Gianni Russo, buonasera e forza Napoli. Ma Lozano, ci saltato Manino, grande Politano, che recupera su Ribéry, ma attenzione. Queste sono sempre palle, magari per un giocatore che in carriera è stato anche abituato a giocare da quinto, no? Andare a chiudere la diagonale dentro l'area di rigore invece in una linea 4 che è più corta, la postura del corpo diventa fondamentale, il fatto di riuscire a vedere palle e inserimento dell'uomo non sempre è così scontato. Ha approfittato con la tua per dare indicazioni sulla mezzala sinistra, Castanos si è rialzato, Ribéry che sta prendendo il comando, viene da 2 partite complete di fila, cosa che non gli capitava da oltre 3 anni, peraltro sono state condensate in 4 giorni. Ha giocato per intero 3 degli ultimi 4 Ribéry e soprattutto negli ultimi 2 ha servito altrettanti assist. Però credo che Colantuono, se solo ha una possibilità di metterlo in campo, dovete, addirittura ha dichiarato che a Venezia ha finito la partita con una botta alla caviglia dopo che è talmente un giocatore trascinante con uno spessore enorme che per una squadra come il Salernitana basta la presenza. Eccolo Ribéry, dopo qualche discussione su chi dovesse riprendere il gioco, passa il pallone, non passa Ribéry, non fischia Fabri, rinvia a fondo per il Napoli. Ma credo si stia parlando ancora della ripresa del gioco. Il Napoli invitato a restituire palla alla Salernitana, ma non erano molto convinti i giocatori di spalle. Questa invece è la chiusura di Lorenzo su Ribéry, che non ha reputato irregolare. Questo invece è interessante, la Salernitana è già un po' più alta, no? Mamma mia, cioè non accetta comunque di far giocare subito, si è messa lì, è chiaro che per l'Inter di centrocampo più alzi la pressione, più il tempo di percorrenza è maggiore del lungo, però ogni tanto devi vai Ciuchi, vai, c'è Di Lorenzo, bella, vai Ciuchi, vai Di Lorenzo, no, mannaggia. Subito ripreso da Di Lorenzo, Rondò, è uscito Armani, poi ha lasciato spazio, c'è che sfruttarlo, Rondò si gira, attende Castanos, valuta la situazione del cipriota con prudenza, Ranieri, Ribéry, scarta su Politano, poi finisce per girargli il pallone addosso. Fabian va a valutare le possibili vie d'uscita, decide di organizzare il palleggio. Mario Rui, Fabian Ruiz, Zielinski, Tipo, per Rossano, restituisce il pallone a Mario Rui. Prova a salire anche Armani. E Zelinski va proprio tra le linee di fianco aperto, proprio fare la seconda punta alle spalle dei centrocampisti. Vai che schiatta a capo, vai! Questa è la presa di posizione. Oh, ma sempre come hanno delle cose insieme, ma che è? Zielinski ha anticipato da Gomber con un fallo di mano il polacco non c'è secondo l'altro. Di cacchio, Ferruccido per Castanos, gli cede il passo Ribéry, non si sono capiti. Fabian. Poi si passa oltre Zielinski. Fabian ancora a destra di Lorenzo.
impressionante la continuità del numero di non si è perso un minuto e continua a fare benissimo. Mario lui stanno facendo le cose straordinarie, sono quelli che hanno avuto anche meno ricambio, diciamo meno turnover, e oggi secondo me potranno essere dei giocatori importantissimi. Abbiamo visto il modo di andare a prendere la Salernitana in Napoli favorisce il fatto che chiaramente la principio perché saranno sempre liberi, toccheranno tanti palloni, saranno molto protagonisti. Di Lorenzo fa salire anche il capitano Koulibaly oggi, non solo comandante ma anche capitano. Mertens prova a girarsi che ha due di fronte, Mertens frena, oggi non chissà, non ha trovato la strada per andare da Mario Rui, campionato Mertens non sta fischiando questi contatti Fabri, fischia invece il fallo di Anissa su Nazzoni, che evita per registrare il cartellino giallo, molto bene il campo, Tommaso Lucci. Se parlavi prima delle indicazioni di Parantono a Castanos, sono prettamente nella fase di non possesso, cioè mimava proprio con le braccia per far capire che l'avversario può scorrere dietro le spalle, e poi soprattutto dai una mano sulla porzione di sinistra a Ranieri, perché Di Lorenzo è uno che spinge e ne vedo Dello Spalletti che esortava i suoi a giocare più Fallo su Mertens, si ne ha fischiato. D'altra parte la Salernitana chiuderi e gli dà il passaggio ai perfili, probabilmente che può anche accettare qualche cross in più, non avendo in Napoli così in area di rigore, forse quando ha previsto di poter anche prendere qualche cross in più che poteva contrastare senza l'attaccante principe, diciamo così, del Napoli. Di cacchio. Dai. Piglialo Di Lorenzo, cazzo. Bravo. Grande Giovanni. Francese si impone Giovanni Di Lorenzo. Prova a girare Mertens. Azzelu. Non è prolungato da Ranieri. La risposta è Di Lorenzo. In testa anche a Bissacca. Un po' di scompiglio. Rachmani non è. Politano cambia campo. Su Mario Rui. Si rimette a posto. In A vedere Mecconi, il primo quello deve fare Mertens che sta per diventare papà. Fatta, faciluzzo gol. Di Lorenzo guarda Politano, subito da lui, incontra anche Fabiani che intanto porta palla a Politano. Di Lorenzo, Politano, arriva incontro anche Zielinski, in area di rigore Mertens e Lozano, gira attorno alla Anghissa, Mario Rui. Gioca la palla bassa verso Mertens, bisogna pensarsi bene nella serie. Se Napoli chiaramente gira la palla con grande personalità e qualità, arriva quasi sempre facilmente sugli esterni, e poi lì che la scelta chiaramente non avendo un centravanti di struttura che vuole magari far palle strisciate che però sono di facile lettura come questo per la Salernitana. Riesce ad uscire di cacchio, Zielinski corregge di testa di Vai, mannaggia, miseria, mannaggia. Dopo vuole far respirare la Salernitana, in zona c'è Koulibaly. Altro pallone impreciso per Corazzoli, preso con se stesso, Zortea. Fabiani, ha ragione. Di Lorenzo. Rachmani cerca di creare ritmo, andando da Anghissa, lato Mario Rui, l'interno Lozano. Anghissa. Fabiani. Di Lorenzo. La manovra continua avvolgente del Napoli. Di Lorenzo fa dentro da Zielinski che si gira, non ha lo scarico immediato, aspetta, c'è una botta filtrante per Fabiano Ruiz, Costanza. Ribéry riesce a controllare questo pallone già ripreso da Rachmani. Ma Napoli, va. Continua a imbastire. Fabiano per Politano. Ancora cerca di andare verso dal fondo. Finisce a prendere Politano, sbilanciato da Ranieri senza che sia stato fallo. Cerca qualche scintilla, subito si dà la rivolta. C'era Stefano che non è facile per la Salernitana, però deve riuscire con il primo passaggio a gestire meglio la riconquista perché sennò diventa dura. Il Napoli gira tanto la palla, dentro l'area non ha una grande presenza fisica, però è chiaro che alla lunga tenerlo sempre lì ha quei giocatori che ti possono fare. Ogni tanto spezzare il ritmo è di fondamentale importanza e allungare soprattutto la squadra. Poi abbiamo rivisto Ranieri a recriminare a Politano un'arrendevolezza eccessiva, mettiamola così.
La palla di Standard che è corta, arriva comunque Perez prima di Zielinski. Di Lorenzo, carambola sulla sua squadra, rimessa a parare per la Salernitana, dice tutto a posto, di Perez, che ci ha messo del suo nelle vittorie di Venezia, soprattutto per fermare Chierica. Perez è il portiere che ha fronteggiato più tiri nelle prime 10 partite e il terzo con più pali. Fatto fisica, Facundo e Ribery, tentato dalle Fallo! il capitano della Salernitana, punizione per il Napoli. D'altra parte il Napoli ha un'aggressività senza palla che veramente non concede al giocatore avversario di fare uno stop orientato che gli è già addosso. Hai detto bene, proprio qui è stato mangiato Ribery, ma nella testa proprio nel fatto che proprio il giocatore del Napoli è arrivato all'anticipo come Ribery ha controllato. C'è proprio la mentalità che Spalletti ha dato a questa squadra di andare sempre in avanti e mi sembra gradire l'appoggio più vicino. E poi quando ti prendi addosso uno come Koulibaly o anche uno come Anissa, Certo, dopo c'è la struttura che fa la differenza, però la struttura viene poi fatta eccellere dalla testa, perché se la testa non ti fa partire e la struttura non conta niente, però assolutamente ci sono tutte e due le cose. c'è sempre un po' di imprecisione di fondo nella palleggio del Napoli, cosa particolare per una squadra con la più alta percentuale media di possesso palla, ma anche quella con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo campionato. Deve avere a che fare con l'assenza di due approdi, due riferimenti come si viene insieme. Zielinski, Fabian. Da portarla Fabian Ruiz cerca di collaborare con Mendes, anche Mario Ruiz è molto vicino alla rete. Anzi, lo sa, prova a puntare il giochi, salta, zappera, ha troppo poco campo a disposizione che mette a fondo per Mendes. Sì, lo Zano e Politano stanno provando sempre a buttare il terreno concorrente, il Politano è stato molto più pericoloso di Zano da dietro. Io credo che il Salernitano quando ha la palla che circola da dietro, ogni tanto, soprattutto con Bonatini, sarà la pelata. attaccare la profondità alle spalle di I Mario due allenatori hanno una certa somiglianza. addosso o La pelata con l'anduone, Spalletti pelati, pelatati come patate. resta sempre nella zona di rifinitura. Negli appelluti, via la rete. Ora scivolata a Castano si è scontrato con Ribery, il calcio di punizione per il Napoli, ma per il peggio il nazionale cipriota. Cioè, pensa quante volte il Napoli ha chiarito la Salernitana in Bonazzoli, dico, mi sembra di vedere, che anche mentre la palla salernitana si sta preoccupando di difendere e non perdere posizione nel possesso. E d'altra parte è una partita in cui è un po' costretta la squadra di Colantuono, le differenze sono chiare, le ha riconosciute anche il tecnico della Salernitana, ci vuole così particolare per provare a portare avanti, provare magari poi anche a vincere questo derby. Perfetto, dice Fabio, si può riprendere. Di Lorenzo. Rachmani, torna dal 22. Anch'essa, ora si è aperto lui per lasciare il territorio intermedio napolitano, ma non riesce a seguirlo. Via la rete. Fabian esplora le piste di centro-sinistra. Lo sanno, riesce a ubriacare il diretto avversario, la Salernitana, per mettere la testa fuori, per mettere comunque per la Bonazzoli. Questo deve essere una situazione importante. Ribery ha sbagliato un passaggio di precisione non da lui, e allora fosse arrivato a Bonazzoli poteva essere una situazione importante. Sempre terzino, trovo sempre terzino, perché Schiavone chiamato dentro la posizione di rischi e non cambia gioco, sempre terzino. Chiave classica per andare ad affrontare un po'. Assolutamente. Quando chissà che resiste, riesce anche a movimentarsi. Bravo, vai. Poi quando viene spinto da Fabian Ruiz con questo calcio di punizione. Ci volevo palla. Ripeto, può essere anche stata quella, di fare grande densità dentro e accettare la palla sul terzini perché nel momento che Grossi manca il prossimo dentro, quindi a volte poi quello che prepari salta anche per la bravura degli avversari, quindi è chiaro che il Napoli arriva ai terzini anche perché ha una volontà straordinaria nel muoversi, per occupare gli spazi e girare la palla, però mi sembra una scelta anche della Salernitana di stare molto dentro, densa, per chiudere le linee di passaggio di Anzi, Zielinski e i giocatori tra le linee di rifinitura. Abbiamo visto le bandiere, i cuori e le voci dei tifosi della Salernitana che ricomincia con Gilbert.
Tondò, Koulibaly lo attacca, commettendo però l'altra posizione conquistata da Sedi Tondò. Ha fatto un quarto d'ora avanti dopo qualche fastidio muscolare in uscita confermabile nella gara precedente a Spezia. Ha fatto gol più di un mese fa contro l'Hellas, ha fatto 5 minuti l'anno scorso. Sì, anche se ha voluto un po' strafare, Rino, sì, sono d'accordo. A dove passava ogni tanto, anche se lo fa troppo. Ambizioso controllo orientato, ferma senza fallo Frank Ribery, deve scendere. Grande Politano. Riprendersi il pallone di Lorenzo che è ancora a terra. Politano mette il fallo a terra. Questo è il tentativo di uscita di Lorenzo. Oh, è fallo quello, Era fallo quello. Ghiaccio secco per Giovanni Di Lorenzo. Andiamo con il direttore di gara. Andiamo a bordo campo a Tommaso Dolci. Comunque, se stanno parlando tanto tra di loro, Mertens e Zielinski, ci avete fatto caso anche voi, no? Che in fase di possesso Zielinski si alza quasi con una degli attaccanti proprio con Dries Mertens. Ecco, quello che chiede Spalletti è un pochino più di collaborazione, cioè cercatevi di più, state vicini. Sì, è vero, devono riuscire a trovarsi di più ed essere, diciamo così, cercati anche meglio dai centrocampisti, però in mezzo alla Salernitana chiude molto bene, perché l'interno opposto lo stringe proprio da doppio mediano quando la palla dall'altra parte, quindi non è facile. Tanto più che Napoli arriva facilmente sul terzino e non riesce a recuperare. Stavo rivedendo il replay dell'infortunio di Lorenzo, forse gli è rimasto un po' dietro, un po' sotto. Sì, un sotto, sì. È comunque già rientrato, il 22 del Napoli. Ospina, imposta al patrono. Mario Rui, contro Zielinski, incontra anche Mertens con la sponda di petto chirurgica. Per Piotr Zielinski, che chiude il triangolo, può salire Mertens. Vai. Mario Rui, può scattare il pozzo di Lozano. Anissa. Fabian, prolunga per Di Lorenzo. Mertens prova a lasciare lì per Fabian. Buonasera Aniello, buonasera. 0-0 Sam. Una posizione di fuori gioco da parte di Lozano. Non si spiega questa decisione. Non ha giocato con la linea, come si suol dire, ha guardato solo il pallone, non i propri avversari. Questa è una disattenzione importante perché già Napoli fa fatica con una squadra. Stavolta che aveva mosso bene la palla da una parte all'altra, palla avanti, palla dietro, palla dall'altra parte, è una superficialità troppo grossa il fatto di non guardare la linea e farsi trovare il fuorigioco, anche perché 50 centimetri, un metro più indietro andavi a puntare il terzino e creare una situazione. Fuorigioco con il piede sinistro. Lozano. Fabian, seconda. Anchissà. Esce dalla gabbia. Zambo Anchissano, molla il pallone. Arriva il fischio di Fabio che vede un fallo del centrocampista camerunese. Non ha nessun problema anche in situazione generale a partire con la palla al piede. Anchissà, infatti, da quando ha debuttato nel campionato italiano, è il terzo miglior dribblatore del torneo, dietro solo a Zaniolo e Felipe Neves. Credo che sia stato un acquisto Formidabile. qui azzeccato e poco per il Napoli. Castanos con una distanza quando si deve lavorare con Ranieri che guarda in mezzo sopra il cross per Rondo tenuto da Koulibaly. Prova ad insistere Castanos, arrivano insieme per un po' di confusione. Ranieri Anchissà a terra il difensore kosovaro, ferma il gioco Fabri, se la prende un po' Ranieri, se la prende un po' anche con Antonio, ma sembra stato colpito dalla tenda Ranieri, c'era già intervenire immediatamente. Assolutamente. Finisco cominciando su Anchissà, acquisto a dir poco importante e azzeccato, soprattutto in uno scacchiere dove c'era tanta qualità ma mancava quel tipo di giocatore. Bravo Spalletti a cercare con quelle caratteristiche, o se andarlo a prendere un giocatore che gli ha permesso poi secondo me di esaltare anche Fabian Ruiz che può fare il play, quindi stare dentro il gioco, toccare tanti palloni e esaltarsi, perché lui è un giocatore che ha bisogno di andare a fare nei piedi, ma questo può essere possibile perché hai trovato un giocatore di fianco muscolare, ma attenzione, muscolare ma che dà
assolutamente del tuo pallone. Da dinamismo, da qualità, da tutto. Zamboni sa. 58 partite in Premier per Fulham, 36 in Liga con il Villarreal, più di 100 complessive con l'Olympique Marsiglia, dove lo introdusse Don Marcelo Bielsa. È tanto basterà per finire. Palla per la Salernitana, Ranieri, la fila standard. Zotti. Schiavone, per Zotti è un po' preoccupato, si libera del pallone il più velocemente possibile, allargando il fallo laterale. È chiaro che nella prima consistenza del palleggio, della pressione forte che fa il Napoli, la Salernitana va in difficoltà. È chiaro che la soluzione è quella di verticalizzare velocemente davanti, nel giro palla si vede che è preoccupato. Danza Curione per liberarsi di Gondo. Ospina. Di Tacchio riesce ad arrivare sul pallone che in teoria sarebbe stato per Osimene. Questa è una palla che oggi Napoli non può permettersi tanto. Oh. Non vede quanto è importante a volte poterla avere, soprattutto quando è chiaro che la Salernitana spesso sta bassa, però se decidi ogni tanto di venire a prenderti là, tu oggi non hai quel giocatore che sa scavarti, che può tenere la palla. Accelerato Zordello, tiene Mario Rui che viene spinto e comunque che è intervenuto poi va di calcio di punizione, si lamenta Mario Rui per la carica alle spalle di Nadir Zordello. È un calcio 99 ex cremonese, ancora di proprietà dell'Atalanta. Difensivamente forse deve robustirsi, però quando sale è un ragazzo che ha piede per il cross. Assolutamente sì, è un ragazzo di prospettiva che chiaro deve fare esperienza, però ha dei mezzi importanti. C'è la Maronna. Si vede alternati tanto per cambiare anche lo spartito del gioco, ma poi perché ripeto, Raccomando. Attenzione a Ribéry, però sta scassando un cazzo. Attenzione. Salernitana attacca, siamo al 31esimo. Aia. Mamma mia. sono importantissimo perché ha mancato qualche centimetro a Schiavone perché aveva scelto il tempo dell'inserimento perfetto per anche la palla di Castro. Allora approfittare del Napoli, Fabian Ruiz, lo segna. Bella, vai. Wow. Mertens. Mannaggia, miseria, mannaggia. Nostra. Vai Napoli. Di Lorenzo, quindi sarà indietro sostiene. Sostiene aspetta, amico di Fabian Ruiz, sfonda su Armani, per negoziare un pressing individuale che Mozzoni che praticamente vedi è a uomo, toglie la luce a Fabian Ruiz e Ribéry viene dentro il campo a prendere l'altro centrocampista, in questo caso chissà. in questo caso Fabri non ha considerato falloso l'intervento di Tacchio su Zielinski, poi giù, devi mettere fuori il pallone Mertens, si ferma il capitano della Salernitana ma qui gioca su Schiavone. Corazzone alla fine, con del tutto di buon grado, sbaglia la palla in fallo laterale. Poi è tutto lungo. Sì, diciamo che Mamma mia, che occasione, non c'era nessuno a coprire il cuore dell'area, mamma mia. Salernitana vicino al gol, sì. Sentire la mancanza di Osimhen. Sì. Ma non possiamo subire così, voglio con tutto rispetto per la Salernitana, ma non possiamo subire così con una squadra di bassa classifica come la Salernitana. quando ti inserisci col tempo giusto vedi la palla Nonostante la mancanza di un giocatore come Osimhen, sì, è fondamentale Osimhen per il Napoli, ma con tutto rispetto ragazzi, anche se c'è Mertens, noi dobbiamo vincere da sta partita, dobbiamo far male alla Salernitana, cioè
non ti puoi permettere di concedere così alla Salernitana. Zotti a riprendersi il pallone con il cross da Mossa Domo, riesce con la palleggia il Napoli. Fabian Armani lascia per Ansa, Napolitano subito su Di Lorenzo, sa controllare perfettamente, si dispera Ranieri perché pensava di poter recuperare il tutto. Dispera, ma ha fatto una grande cosa, perché ha incrociato Politano e poi l'ha lasciato nel momento giusto per andare a prendere da solo l'inserimento di Lorenzo, è stato bravissimo. Poi lui carica il terzino sinistro del Napoli, va a sbattere su Schiavone. Ricomincia il gioco lo sa. Politano verticale su Mendes che promuove direttamente Mario Rui per Politano, lo ha seguito Ranieri per la casella calcio d'angolo. E qui Bonatama si è tirato fuori Mertens, si è inserito Mario Rui e Politano l'attaccante esterno di destra è andato a fare il centravanti. È chiaro che il Napoli su oggi può essere pericoloso così con questi fraseggi interscambi e rapidi balzi, cercando di fare con una qualità, una velocità maggiore. Il primo corner per il Napoli. 10 che recupero alla fine del primo tempo, ovviamente. Nella di rigore Calidou non è valido, ci sono 2 gol e fornito un assist in questa partita. Ma per chissà, c'è quella fuori è quasi impossibile. La conclusione non facile perché chiaramente ci è arrivato scoordinato, però si era liberato bene, aveva fatto questo contromovimento spingendo leggermente di tacco, è chiaro che ha trovato la torsione, ma è molto difficile anche perché la palla era forte veloce. Io sinceramente Mertens non lo schiererei più come punta, ma dietro la punta, che in assenza di Osimhen dovrebbe essere Petagna. Lo so, magari vediamo nel secondo tempo, Rino, dai. Diamo fiducia a Ciro, siamo alla mezz'ora del primo tempo, 35 minuti sono passati, 0-0, però per ora Mertens non sta dando quello che ci aspettavamo, però diamogli ancora tempo. Poi nel caso penso Spalletti farà entrare sicuramente Petagna e Mertens lo sposta proprio lì alla tre quarti al posto di Zelinski, cioè lo sposta lì e cambia il modulo con il 4-3-1-2 perché in questo momento Zelinski sta giocando al centrocampo, sul momento c'è il centrocampo a 3-4-3-3, poi magari andrà con il modulo il 4-3-1-2, il 4-3-2-1, scusa, con Mertens e qualcun altro ad appoggio a Petagna. Se mette la squadra 4-3-3 devi mettere dentro Lorenzo a sinistra. Ah sì. Sì, anche Insigne non c'è, si vede la mancanza di Lorenzo. Comunque, aspettiamo un po' come va la partita, tanto Spalletti sa cosa fa. Il 4-2-3-1, sì, scusa, 4-2-3-1. È stato bravissimo, ha fatto un primo controllo importante, poi lui è un giocatore che ha tiro, però è chiaro che qua è stato un po' pretenzioso. Dall'altra parte con l'Italia. Di Lorenzo. Anche se indica il fronte sinistro. Mario Rui mette il mirino alla porta, anche lui prova a calciare, vola bene, non deve intervenire. Altra situazione che stiamo vedendo, hanno girato bene la palla da una parte all'altra, Schiavone è stato tirato dentro chiaramente dalla posizione di Zelinski e Mario Rui che è venuto dentro il campo a giocare da interno di centrocampo, si è trovato 2 contro 1, ha scelto il tiro, aveva anche lo scarico a sinistra per Lozano. Mamma mia. Però quando Napoli riesce a girarla con velocità, questa situazione la trova. Sì, è che non sempre il palleggio del Napoli in questi primi 28 minuti e mezzo è stato veloce. Quando ha alzato i giri del motore è arrivato praticamente sicuro. Quando riesce a girare la fluidità da una parte all'altra, trova il 2. E comunque 8 tiri del Napoli, nessuno però allo specchio della porta, l'unico della Salernitana ha impegnato più o meno lo specchio. Gira con l'azione. Inserire il pallone Ranieri, arriva in tempo.
Di Cacchio. Ranieri. Si è aperto Castanos, l'ho fermato prima battuta Arcai, ma c'è sul pallone numero 20 della Salernitana che trova con colpo di campo con poche possibilità di riuscita. E poi ha speso il fallo però è un balcone di crescita. Questo classe 98 di proprietà della Juventus che dopo questi a Frosinone e Pescara si sta misurando con la Serie A. Buonasera Ersia, buonasera a Sanz, baci a tutti, forza Napoli sempre Ersia, sempre. Politano non è al top, tanto vale mettere Lozano a destra che rende di più e Lorenzo al suo posto. Sì, va fatto entrare Insigne sicuramente, Rino, sono d'accordo, perché Insigne può creare, può crossare, può trovare la giocata per sbloccare la partita, perché lo sappiamo Insigne com'è. Da un momento all'altro ti può trovare la giocata per sbloccare il risultato. Sì, Politano non mi sta piacendo, non mi sta convincendo, è giusto cambiarlo con Insigne nel secondo tempo, secondo me, subito. Mentre con Mertens io aspetterei un altro po' prima di cambiarlo per Petagna, per fare entrare Petagna e scendere lui come trequartista. All'interno del centrocampo diventa un mediano, però tu Politano in questo senso devi pestare la linea per tenerti Ranieri dalla tua parte e far ricevere in tranquillità Lorenzo. Il primo gol che è Andrea Lorenzo Belis, questo corpo a giocare la carambola papaziale, ma che bello, lui che cazzo di giochiamo a carambola, sì, c'è un Napoli, che c'è la pubblicità, mamma lei un Napoli che è in bolla, ogni giorno, ogni notte, ogni domenica, ogni... la situazione di Stamberg Zielinski e Mertens, oggetto dell'arrivo di Kemmer, c'è comunque il l'attacco delle Castanos, di porta che palla, per lanciare il contrattacco della Salernitana da una Questo è il sesto che dobbiamo recuperare per il suo rischio, perché se la salva prende il vantaggio di Mundo e andiamo a Salerno, siamo a Salerno per interno, ma ci vuole la mano, ma ci vuole Luca, vai, ma ci vuole un senso sì, sta facendo fatica a palleggiare. Ovviamente il fatto di non avere un giocatore davanti che sanno che è un riferimento, che è può allungati e quindi essere costretti, passano i termini, a giocare sempre corto e stretto. Ancora 0-0, casa Salernitana, non riusciamo a sbloccare la partita, stiamo inguaiati. Ipotizzo che l'idea di Spalletti possa essere stancarli nel primo tempo per poi colpirli nel secondo. Speriamo. L'importante è vincere, appunto. L'importante è portarla a casa. Poi quello che ha in testa Spalletti non si sa, però. Un giocatore diverso, con un palleggio, si quasi sempre costretto a palleggiare, se lo fai prendere tempo, fluidità e velocità da un lato all'altro, lo ascolta bene. Si scatta a termine nel Napoli con la Tudor che abbiamo visto seduto in panchina Giovanni. Un po' di inquietudine delle movenze di Spalletti. Certo. Anch'issa. Per cui palla restituita Spina, 2 minuti più recupero nel primo tempo, un po' di recupero ci sta. Mario, una pressione schiavone. Koulibaly, torna da Spina. Fabian, messo perché si rischia che stava rientrando in vista. Fabian Ruiz lavora con Di Lorenzo. Di Lorenzo spara addosso ai Ribéry, perde un'altra palla a Napoli, perde però anche l'uscita alla Salernitana con Vai Zelu. Bello, vai. Mamma mia. Stanno avendo una palla in uscita sinuosa
bene, non ha fatto un tiro, non fosse neanche troppo convinto, però ecco, la Serie A questo non si può permettere, perché veramente le palle in uscita sono veramente pericolose da perdere. Questo è l'interno di Lossano, non è riuscito a tenere bassa la conclusione per gli effetti. Molto bello adesso di Sagnò per salire, perché da giocarsi un duello aereo una seconda palla. Ancora 30 secondi, poi saranno 3 i minuti di recupero. Corazzoni lo rimonta Mario Rui che non vuole spendere fallo e non lo spende. Tommaso Ducci. Un pochino di Lozano, Spalletti ha chiesto alla squadra di concludere con più insistenza, più frequentemente, quindi quando si arriva al limite anche a Zielinski bisogna andare a calciare. Sì, Fabian è in forma, in questo momento va sempre messo Fabian, perché è quello che ti trova la giocata, è quello che inventa anche lui qualcosa. I giocatori quando sono in ottima condizione, quando sono nella meglio condizione possibile, vanno sempre impiegati. E secondo me Fabian è uno di questi qui. Ma anche Osimhen, purtroppo Osimhen però ha avuto problemi fisici. Niente, io inserirei Insigne visto che Politano sta giocando male. Ma vai Mertens, mamma mia, è 10 persone. Vai, vai. Si chiude bene la Salernitana, è tosta. Stefano Lotto deve essere più pronto. 4 suoi giocatori vanno in regressione immediata. Ciao, miseria, mannaggia. Scaricano davanti, lui parte dopo. Non ci siamo no. Ci bloccano tutti i passaggi, le linee interne. Dobbiamo anche a tirare da fuori ci raddoppiano, è un casino. Non ci fanno tirare puliti, ci contrastano, è tosto. Un episodio per sbloccarla ci serve. Mamma mia. È stato un contatto proprio sulla partenza del calcio d'angolo. È finito a terra Anissa, Di Lorenzo e Ranieri a battagliare. Zielinski ha cercato Mertens, giocato di prima di Mertens ancora una volta il posizionamento efficace del norvegese Strandberg. Cosa va a impigliarsi secondo Ribéry invece di sfidare sul corpo di Lorenzo con il fischio dell'arbitro Fabio. Questo è il fallo commesso di Lorenzo su Ribéry. Calcio di punizione per la Salernitana e si sbraccia dall'Antono perché a 30 secondi dalla fine del primo tempo può essere un'occasione. Conto fra Koulibaly e Anissa. Rimorchia prova ad arrivare anche Ghiomber. Più aperto sul secondo palo Strandberg. La battuta di Schiavone, un trainer del Napoli con Rachmani. Sortea, c'è ancora dentro, si oppone con il corpo, non con il braccio, secondo Fabio Dosana. Mario Rui prova a lanciare Mertens, acrobatico l'efficace Ghiomber, arriva anche Fabian Ruiz, ma scaduto il recupero, si va a riposo alla rete sullo 0-0 fra Salernitana e Napoli, premium spot. Community, identity, simplicity. Una giornata. Sì, lo sa. Skoda, Simply Club. Fai felice tutta la famiglia con Sky Wi-Fi. Passa a fibra 100% fino a 1 giga. Hai il massimo dell'affidabilità in ogni angolo della casa. A soli 24,90 € al mese per 18. Ci siamo proprio ragazzi, purtroppo non ci siamo.
È dura. Kia. Movement that inspires. Scopri tutte le soluzioni dedicate a ProSim in concessionaria e su È Fiat.com. dura. Luca Ranieri, è un bel duello di Quarto Politano, Sì, è una partita difficile, Politano è un gran giocatore, bisogna stare attenti e portare a casa i punti. Bisogna lavorare come nel primo tempo per portarla a casa, oppure si può anche andare a fare male magari in qualche modo nel secondo. Sicuramente non dobbiamo difenderci, dobbiamo cercare anche di attaccare perché se difendiamo prima o poi il gol arriva. Grazie. Giorgia. Intensità, contrasti la sta mettendo su questo piano la Salernitana che per ora sta pareggiando 0-0 contro il Napoli. Qui alla Recchi insieme a Dario Marcolese torniamo tra pochissimo per commentare quanto è accaduto nei primi 45 minuti di questo derby campano. Sempre il campo colpito. Lega Serie A è prima, si è sentato la Serie A B. Questa trasmissione Non ci siamo. Insieme tutto è possibile. Scopri la fibra Sì, bisogna avere più cattiveria. Voglio. TV Samsung o telecamera Smart. Nei negozi Vodafone. Mannaggia, chi ne molla, cioè, mannaggia 0-0. Già volevo 0-0, già volevo. Già volevo 0-0, no, già volevo 0-0, no, già volevo 0-0, yeah. Già volevo. Siamo inguaiati, pu 0-0, siamo inguaiati. Non ci vuole 0-0 che ce la facciamo con 0-0. Ci buttiamo, non ce la facciamo niente con 0-0. Non c'è che ci vuole fare con 0-0. Che mi fa con 0-0, che mi fa con 0-0. Ma vince se vogliamo, che fa qualcosa di buono, ma vince. E così voglio. Un pareggio non serve a niente. Il pareggio non serve a niente. Un pareggio non ci serve. Un pareggio non ci serve. Un pareggio non ci serve. Pareggio non ci serve. Moni, che partitaccia, veramente, mamma mia. Non riusciamo a sfondare niente. Ciao Mario, ciao Mariano, forza Napoli, sempre forza Napoli. Peccato per il risultato, ragazzi. La Salernitana sta tenendo bene, sta difendendo bene. La Salernitana ovviamente partita della vita contro di noi. Te l'ho detto, Mun, ora. Cioè, ci bloccano ogni tiro da fuori area, bloccano ogni passaggio interno, non ti fanno arrivare all'interno dell'area, stanno facendo una grande partita.
a livello difensivo, ti sto parlando. Poi in fase offensiva hanno avuto solo una palla dove potevano crearci qualche pericolosità sul colpo di testa dove abbiamo avuto un buco difensivo lì, però poi per il resto niente, siamo stati più pericolosi noi, anche se non abbiamo creato chissà cosa. La Salernitana, come ho detto, difensivamente ci ha concesso poco, ragazzi, poco. È venuto a mancare sicuramente un giocatore come Osimhen, perché se fosse stato Osimhen, io penso che la Salernitana sarebbe stata più in difficoltà, però non possiamo dipendere solo da Osimhen. Se vuoi essere una squadra che vuole lottare per qualcosa di più importante che sia il posto in Champions, devi vincere anche le partite così, le partite dove ti ritrovi una squadra chiusa in difesa nonostante le tue assenze importanti e vincerla, portarla a casa anche con il minimo scarto, ma vincerla. Speriamo bene nel secondo tempo. Pesa troppo, ma te lo ribadisco, Moon, può pesare quando tu vuoi, ma tu queste partite le devi vincere uguale, anche senza Osimhen le devi vincere. Se vuoi giocarti lo scudetto, sempre se vuoi giocarti il campionato, queste cose qui, ma se vuoi lottare per la Champions, allora ogni tanto un pareggino qui e lì, poi, ma comunque queste partite vanno vinte perché l'altro dietro poi recuperano punti, capito? Grazie Maria. L'altro dietro non stanno a guardare a te, recuperano i punti, capito? I would guess you nine, we understand. King, avevo per io o no? Posso, cioè, avevo per commentare così, finisce la nuova King però. Se no mi rutto cazzo. Farei entrare Petagna, Insigne per Politano e Mertens, sinceramente. Non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Quando vedi pure tu Napoli in live.
Scimmetta. Ciao Marco, ciao. Lasciate like, ragazzi, mi raccomando, lasciate like che è molto importante. Ciao Marosco, mannaggia, Santo Stefano, mannaggia. Papà universo, you give we understand. Papà universo. You my lover. Give. Ciao. Che è? Ha fatto? Devi ordinare. No. Che giorno? Oh. Boh, io ti ho preso già una schiaccia. Poi quando vuoi. Ciao. Cosa piate già? Ma io non so che già fa, scusa. Ah. Mamma mia. Insigne che si scalda, Insigne che si scalda. Bravo, scimmietta velosetta. Forza Napoli sempre, bravo. Cazzo è qua? Due specialità. Come via praticamente?
You will fly universal. Ehi, maledetto, maledetto. Cominciato il secondo tempo. In orizzontale una palla rischiosa e corta verso Di Lorenzo. Ribery prova ad approfittarne, allarga sul Castano in mezzo per Ribery, anticipato in qualche modo da Rachmani e soprattutto chiuso dall'uscita di Ospina. Questo è stato un passaggio chiaramente sbagliato di Mario Uli, però segnaliamo subito una cosa: Schiavone è andato subito ad aggredire alto, prima qualche tempo d'attesa in più, e partito nel secondo tempo andare a prendere alto subito, l'ha costretto a giocare, poi la scelta è sbagliata, però la Salernitana è partita subito a aggredire lì. Evidentemente ha preparato un piano sul lungo periodo Stefano Colatore. Realizza il piano. Per palleggiare il Benazzoli, fermano Fabio Luis e Zielinski. Riesce però a coinvolgere Mertens. Allora Chiomber torna da Belez e noi torniamo a bordo campo da Tommaso Turci. Ci sono i primi uomini che cominciano a scaldarsi anche abbastanza intensamente, tra questi c'è Insigne, potrebbe esserci quindi sicuramente almeno nella seconda parte della partita che è proprio per lui. Ora rimessa Ranieri alla decisione. Suole Insigne. E chissà, come sganciarsi recuperano il pallone. Strandberg e Di Cacchio in verticale, Castanos per la presa di Colombo in vantaggio. Rachmani usa anche le mani, il numero 15 della Salernitana. Si accontenta inizialmente del calcio di punizione a Rachmani, un po' per le insistenze di Gondò. La fischiata la punizione, Fabris che prende una rimessa a gara. Quello che è stato bravo a proseguire la corsa, perché la posizione aveva presa bene d'anticipo, non si è capito con Ranieri, lui voleva una palla più addosso, Ranieri gli ha dato uno spazio in profondità, quindi a domani ha preso vantaggio, ma poi dopo non l'ha data persa, è dato in questa fallo laterale importante. Denzi in anticipo su Ribery, che ha spinto in questo caso, però una punizione per il Napoli c'è. Questo è il rischio preso da Mario Rui. Ah, che palle. Pareggiamo. Testa Mertens, gioco. Quello che dicevamo prima, Stefano, questa è una palla che con Osimhen tu difendi, sali e vai ad attaccare. Punizione per la Salernitana, ancora un lavoro intenso ed efficace da parte di Cedric Redondo. Si lamenta Rachmani, si è appoggiato all'avversario, vedete di trattiene il braccio, proprio l'ho visto. Ma se siamo più grandi perché parli con me? Della testa tra l'appoggio del primo tempo della Salernitana e questo, cioè Anderino. il primo tempo comunque finito 0-0, subendo chiaramente un po', però è un approccio diverso. Adesso attacca anche sotto la sua curva, che attira Granata verso l'area di rigore del Napoli. Attenzione alla Salernitana, siamo al 48esimo, ancora 0-0, ragazzi. Pronto a battere con la sinistra Castanos, dallo per Fabri, va in mezzo al numero 20, non è riuscito ad affrontare quello che ne sta Chiomber, non esce Napoli, Castanos prova a costruirsi la conclusione, fatto destro, murato anche lui, lotta Rossano, Di Cacchio a terra, lascia fare Fabri, poi fischia il tocco con un braccio che dà la punizione a Napoli. Anche qui però riconquista immediata, aggressione avanti alla Salernitana, adesso si lamentano per un eventuale fallo sul Tacchio, che ci poteva stare. Parla Ribery, il direttore di gara, un pochino di nervosismo. E ancora giù, Francesco Di Cacchio, dopo questo contatto con Rossano che ha allargato il braccio, ecco il capitano di lungo corso, questo dalla quarta stagione qui, e soprattutto equilibratore importante. Forse però ha dato il vantaggio perché poi la palla è arrivata a Bonazzoli che era stoppata di braccio e quindi ha perso il vantaggio. Ancora giù Di Cacchio, mentre parla Luciano Spalletti, il suo vice Domenichini. Grande spettacolo oggi alla rete per gli altri.
ritorno del derby con Napoli in Serie A dopo 73 stagioni. Parla alla squadra, capitano Koulibaly. 5 minuti del secondo tempo, l'unica firmata è stata della Salernitana. Come abbiamo detto, sicuramente è partita con uno spirito diverso. È chiaro che nel primo tempo è partita annusando la partita, sapendo di affrontare un avversario di estremo valore. Poi dopo, masticando la partita così nei 45 minuti, ha sofferto, però ha capito di poterci stare dentro e l'approccio nel secondo tempo è stato assolutamente diverso. Ripeto, è bastato vedere dopo 10 secondi la differenza tra il tempo d'attesa che aveva prima Schiavone nell'uscire e invece il fatto che è uscito subito sulla prima palla di Mario Rui. Allora ha conquistato 2 palle di titolare. Si scalda e parla Lorenzi, sì, vediamo lì vicino a lui mentre si scalda anche Caglione nella Salernitana, andiamo lì a portocampo da Tommaso Boccia. Dunque, un po' tutti hanno richiamato Lozano non per andare a chiedere scusa per quanto è accaduto, seppur involontariamente, nel gomito alto, nel braccio alto, di tacca che tenta a terra si è aperto, e Lozano invece a sua volta ha chiesto a Mario Rui di non dargli il pallone profondo, ma piuttosto in profondità, quindi dietro una linea difensiva che magari può essere una soluzione. È quello che sta mancando in Napoli. Rattoppato, capitano di Tacco si rialza, viene anche stimolato dagli applausi della Vecchi dopo i 6 km percorsi dal numero 14 della Salernitana. Si è giocato solo per 50 minuti. Niente da fa, voglio niente da fa. Il gol del Napoli, è portato a giocare Davide Spina. Koulibaly. Di Lorenzo. Giro palla della difesa del Napoli, ora Mario Rui invitato a spingere, non ci sono spazi e torna Koulibaly, la pressione di Conte. Di Lorenzo, come andare a fare la solita napolitana, però gira bene di quello che il movimento di Ansa, il raggio lo fronteggia di Ansa, offre a Napolitano, c'è il cross di destro, impegna il pallone piombe tra Ranieri, un po' disorientato, lo lascia lì per Napolitano, riguarda anche di Lorenzo, saltato Ansa, Napolitano per il numero 99, Fabiano di prima, Napolitano. Andiamo. Vai Maretto, vai. Vai, cazzo. Però questo è il modo, secondo me, che deve trovare il Napoli di attaccare, girando il grosso da una parte all'altra, ma poi buttandosi dentro. Come ha fatto in questo caso Anchissà, l'ha fatto adesso dentro l'area di rigore, ma anche prima attaccando lo spazio alle spalle di Ranieri che è stato tirato fuori dal movimento di qualità. Questo deve fare, muovere le palle e attaccare gli spazi. Quello che diceva prima Lozano, invece si chiede in profondità, lo deve fare anche inserendo di 200 macchisti. Si è portato fuori il pallone di Lorenzo, probabilmente era anche in posizione irregolare. Strano. Schiavone, la sponda interna, un po' di libertà per Dottor. Il suo da la partita. Di solo un assistente sulla fascia di Ranieri da far chiaramente Ribéry, sposta il pallone a Bissare, Ranieri con rimane a Bussare, nasconde le mani, mette la testa di Lorenzo. Bussare con una mano precisa per Fabiano, riconquistata di testa, c'è Ranieri, prova a mettersi in moto, non c'è fallo su di lui, lascia andare. Fabiano esce con l'esterno, gran giocato di Fabiano Ruiz. Arriva prima, ma non fischia neanche questa. Io ci ho dato, guarda. Quindi ribaltamenti prendo da parte dell'altra squadra che sono allungati in alto, un grandissimo torneo perché ha evitato una ripartenza pericolosa. Di caffè. Ragione, prendo la strada. Uscita forte e regolare di Lorenzo sul Mercedes. Lorenzo cerca di mettersi, si è decentrato, di prima di Mertens, non serve. Elegante perché giocare all'attivo del numero 14 del mondo, perde un po' il senso dell'orientamento. Questo è buono. Prima Ribéry secondo me non Ma sta che proprio delle giornate migliori perché ha cercato un fallo, la richiesta secondo me non c'era. Ma che è successo? Dribbling e tiro. Politano.
Benedetta Sciacchirano, buonasera Benedetta, forza Napoli. Lascia like. Iscrizione, lasciate like ragazzi, pure tu scimmietta pelosa. Cerchiare la serenità del Napoli. Mertens cerca la strada, Malcross che è quasi minaccioso verso il secondo palo, interviene di testa Ranieri, ma quando il pallone era già uscito, invio, vedete la Mertens sta provando a tirarsi fuori e diventare magari un assist man o chiaramente il giocatore che rifinisce. Però se viene fuori dall'area di rigore del Teludo, come viene scaricato la palla a Lozano, dall'altra parte si trova solo Politano. Antisà non sempre invade l'area di rigore, Zelinski non è sempre dentro, quindi la pericolosità del Napoli diventa poca, no? Nell'area di rigore. Può essere una partita da programma? Sì, secondo me sì, perché è un giocatore che ti dà struttura, che può lavorare tra i due centrali, aprire forse qualche spazio in più, ma soprattutto se sei costretto a mettere questi palloni può dare più fastidio ai centrali. Per loro le alternative offensive sono due prime punte, due punte fisiche come Simi e come Giuric. Viste le caratteristiche dei centrali del Napoli possono non essere ideale, però con l'avanzata del match anche poter mandare qualche pallone lungo solo che lo tiene. Giuric peraltro è quello che ha vinto più duelli in questo campionato, potrebbe essere un'opzione, mentre mi pare che si stia muovendo proprio Petagna sulla macchina di Spalletti, non solo loro. Beh sì, mi sembra la scelta giusta quella di Spalletti, puntare sul giocatore più fisico che più presente. Per che riguarda la Salernitana, sì, hai ragione, io credo che Gordo è costretto anche a una partita di sacrificio, no? Si sta schiantando Gordo e l'alternativa potrebbero essere più incisivi. Giuric è vero, è un riferimento importante, vince tanti duelli di testa, si è sbloccato anche col gol. Brava Benedetta, grazie, forza Napoli, dai. Cerchiamo di vincere, mannaggia. Tantissimi gol, soprattutto con l'arrivo di Sergio Cormotone, però qui ancora non è riuscito a imporsi. Si è cambiato malamente Fabian. Il quello dell'altro Fabian lo ferma. Schiavone. Vuole portare la palla in zona sicura dove farlo, inevitabilmente all'indietro. Strandberg, Chiobert, però non può stare la Salernitana. La terra, ritorna per Zorzi e può controllare poi l'attacco per la forza di gravità, non mantiene l'equilibrio. Schiavone, la grossa spina non c'è riuscita, lo protegge però Di Lorenzo. Abbiamo per flash provocato da Tommaso Turci, Petagna e Elmas, vero? Te lo confermo se insomma li avete chiamati, non tante indicazioni a Elmas, ma più che altro a Petagna. Allora, intanto riempi la di rigore e poi deve far salire la squadra, no? Deve fare quel lavoro sporco del centravanti con ovviamente gli esterni che chiudono dietro il rigore anche per le spezzate. Sai, hai un modo, al di là dell'area di rigore che è la principale cosa che la riempie più, ma hai anche un modo diverso di attaccare, no? Hai qualche soluzione in più perché forse puoi andare direttamente da un giocatore che ti apre spazi per gli esterni offensivi. Zielinski è obbligato da difendere. Castanos però lancia il gol, la palla di Francesco adesso. arriva anche Koulibaly che interviene. Capri, il secondo di non. Ciao scimmietta. Scimmietta. Si rimette con la con il quarto azzurro. Vediamo là. C'è la sensazione che questo cosa Ce l'avete visto? Era calcio d'angolo, infatti è stato affidato. Cambiamo idea, interno arbitrale. Il Napoli cambia prima di questa palla inattiva. Entra Elmas, entra anche Petagna al posto di Mertens, Elmas al posto di Lozano. Sono due cambi che mi trovano assolutamente d'accordo perché sia Mertens che Lozano hanno fatto veramente fatica e quindi ho passato un quarto d'ora, quindi ci sta che cambi qualcosa in palletto. La bandierina va a Schiavone con il colpo di testa tentato da Gondor, lontano dallo specchio. Questo è lo stacco di Gondor, che Elmas appena entrato in campo. Adesso una conformazione particolare, quella del Napoli. Zielinski più Elmas, Politano più Petagna. Attacco assolutamente lì.
Sì, è assolutamente inedito, però abbiamo già visto come Elmas si è messo largo, Zelinski vicino a Petagna. Ecco, qui Zelinski secondo me dovrà essere bravo, perché qualche sponda, qualche palla in più da vicino la potrà ricevere vista la velocità di Petagna. Elmas ha ricevuto il pallone da Mario Rui. Elmas. A Napoli, dai, porta un po'. Andiamo sul gol. Oh, vai! Ma terzo, mannaggia la miseria. Vai! Zelinski! Piotr! Zelinski! 1-0 Napoli e Papamuk. Piotr! Vai! Sì. 61esimo Aniello, 1-0 Napoli, Piotr Zelinski. Questo è l'inizio dell'azione, la traversa contro la Petagna, poi il salvataggio quasi di riflesso di Zortea su Fabian Ruiz, quello da terra di Gomber e alla fine il sinistro di Zelinski non tenuto da Peter Perez. Funzionano subito. Ali. Abbiamo detto che oggi poteva essere l'attaccante al gioco. Attenzione però perché c'è un check possibile fuori gioco, è successo di tutto, è chiaro che si debba rivedere questa azione. Sarà chiaro che al di là del gol, se verrà dato no, che chiaramente non per il voto, però l'impatto, no, un giocatore qui che spalla la porta ha fatto la sponda e ha permesso ad altri giocatori di arrivare dentro l'area di rigore. Questo dice chiaramente a tutti che Speriamo bene, ma giù. verificare, non tracciare le linee. Però sembra piuttosto arrabbiato per questa gestione difensiva. Credo sia arrivato l'ok da Fabri. È gol, la Papamuk! 1-0 Napoli. 61 Piotr. Di Petagna che ha messo intensità e il Napoli ha trovato subito il gol, però deve proseguire sulla strada che aveva intrapreso all'inizio del secondo tempo, perché mi era piaciuta la serenità. E attenzione di cambiare anche con la tono, perché è pronto ad entrare Simi, perché Condo, che come detto era reduce da problemi muscolari, si è dato molto da fare, evidentemente ha finito la benzina. Sai, il lavoro è stato spiaccante, perché alla fine è stato l'unico riferimento avanzato, perché Bonazzoli ha giocato nella linea di Ribéry. Questa è la situazione che è stata valutata maggiormente, il posizionamento di Zielinski sull'invito filtrato all'inizio dell'azione, prima della traversa di Petagna, prima del tiro ribattuto di Fabian Ruiz, prima di tutto quello che è successo, posizione regolare, poco ma regolarissima. Zelinski. Tommaso Turci per i cambi. Sì, dovrebbe uscire Gondo e al posto di Semi quindi c'è spazio anche per l'ex giocatore del Portogallo. Cambia la conformazione del Cambia sicuramente, un giocatore chiaramente che adesso devi portare più vicino all'area di rigore, che però sa tenere magari il pallone, applicato a un giocatore che ha il gol addosso, perché non 5 anni fa, l'anno scorso ne ha segnati, come ho detto prima, tantissimi, soprattutto nella seconda parte del campionato, da quando poi Costa è diventato titolare, e ha segnato a Spezia, però è chiaro che qui ancora non è entrato nel pieno. La Salernitana avrà bisogno dei suoi gol per poter conquistare la salvezza. 20 gol l'anno scorso in Serie A e 20 gol l'anno prima in B con il Crotone. Ranieri prova a rispondere la Salernitana al gol di Zielinski. Ranieri supera Politano ma non è stare, allora il Napoli può andare in contropiede, vede strano davanti Politano, prova di seguirlo generosamente Ribéry, Politano arriva a puntare Strandberg e filtra internamente, poi Gomber mette il piede e chiude la porta. Fabian siete Bonazzoli, c'è una palla filtrata dove non c'è spazio.
Fabian. Ah. Adesso Stefano, il rischio della sanitaria è quello di aver subito il contraccolpo e psicologicamente magari uscire dalla partita o essere troppo intimorito. Il Napoli d'altro canto invece secondo me ha acceso la fiammella, deve spingere sull'acceleratore perché poi la forza eventualmente di poterla chiudere. Petagna gira il pallone verso Mario, la fisicità di Petagna, l'occupazione dell'area di rigore, ma anche questa sua capacità di venire indietro a lavorare il pallone. Sì, viene dietro, ti tira fuori il centrale 2 e ti gira il campo, ti fa conquistare campo e ti fa conquistare metri. Di Lorenzo, anche nella seconda posizione. Politano per Di Lorenzo che si ferma, guarda e cerca ancora Politano, il nostro è sballato, Zappea prova a tirare fuori la Salernitana, seguendo Mario Rulli. Bisogna una apertura sull'esterno da parte di Bonazzoli che è rimasto un po' fermo. Ha fortunato con Zappea, riesce comunque a trovare Simi. Di Cacchio con Politano che si sente sulla traiettoria. Castano sporca via il pallone, lo offre a Ribéry. Il Napoli è un po' lungo e schiacciato. Ribéry aspetta Di Lorenzo per andare l'uno contro uno, rientra Ribéry, ma arriva chissà. Tutte le volte che oggi è andato per fare la sua giocata, no? Quella di tirarsi anche un uomo 2 e poi buttarli e andare a destra, mi è mancato veramente lo spunto della gamba fino adesso. Abbiamo segnato però Luca Montione, ti abbiamo fatto male, Piotr. Abbiamo segnato comunque, la vita. Probabilmente questo della spostamento per Di Lorenzo. Anch'issa sostenere il pallone, mentre su di lui Castano sta caricando giallo inevitabile. D'altra parte adesso è chiaro che la partita è ancora lunga, però la Salernitana un po' deve alzare la pressione anche per mentalmente, no? Essere sempre vivi e autoconvinci, perché è chiaro che se rimani passivo e sotto palla e sei sotto... Importante segnare, brava Rina. Deve prendere sicuro anche 25 minuti, c'è tutto il tempo eventualmente per recuperare. Grande Maria, Simba prima è nata moda. Con i tacchetti sulla gamba di Elvis. Piotr, Zielu. Ancora una volta comunque possiamo parlare della mano dell'allenatore. La mano alla cintura. Giusto. Piotr Zielu, Comincia con che passa per la me ne vado. All'intervallo presto devi vedere se magari nel secondo tempo può prendere una piega diversa, poi l'aveva presa, anzi, ripeto come ho detto prima, sembrava essere andata un po' meglio la Salernitana come spirito e allora Spalletti è andato a prendere quelle che sono le sue alternative che va in panchina per cambiare eventualmente davanti. E dopo non è sempre detto che dopo un minuto o due fai, però è quello giusto. Poi accende il riscaldamento tende perché chissà è ancora giù. Io ho l'impressione che ci voglia un supplemento di indagine per questa tratta di Castano che insomma, appena abbiamo rivista è passa molto brutta. Mamma mia, poveri. È rosso. 68esimo, brutta entrata di Castanos su Anghissà, è rosso, è rosso. Voglio è rosso. Oh, è rosso, diretto. Non è È rosso. È la rivista Fabri, cambia il colore del cartellino, da giallo da rosso. È rosso, è giusto così. Ci sta, lo spaccavupi, è giusto così. Ma è Napoli. Teso e soprattutto la non possibilità mai di giocare la palla. Sì. Grande fallo di gioco. Figuria sproporzionate. Spozzo Castano dopo la revisione al VAR avanti ha richiamato Fabri. Andiamo a rivederlo ancora. Non ci sono dubbi. Chissà perché la caviglia ha avuto un movimento
Ma il Napoli continua a vincere, Napoli continua a vincere, che noi godiamo più 16 sulla Juve, più 16 sulla Juve. E l'Inter avevi vinto e ti hai riportato a meno 4, ritorna dove sei, a meno 7, fa freddo pure per te. Fa freddo pure per te, Carucci Inter. Cari Inter, fa freddo pure per te, meno 7. Le temperature si sono abbassate per tutte e due. Ma Juve ancora più assai, proprio se n'è andata al Polo Nord. Tu più o meno stai prendendo un po' d'aria fresca in testa, ma la Juve è proprio al Polo Nord. Ma che è successo? Mamma, che è successo? Tommaso Ducci. Quando esce Colazzoni al posto di Obi, quindi dentro un centrocampista, ci crede con la curva, no? Sta caricando la squadra, nonostante il uomo in meno. Adesso si batte tanto, no? Dal punto di vista successo? in gara fino alla fine, perché l'occasione può arrivare. Dall'altra parte, Cosa è successo? In such una provincia si veneva nata volta prima in classifica. Sciuto pazzo, non si arrendono fino all'ultimo, bisogna fare il secondo, questo sì, quello sicuro, Rino, bisogna fare il secondo gol. Vai Piotr, fa doppietta. Uscito con Azzoli rimane in campo libero. Questo è il segnale di quanto Buono abbia bisogno di questo giocatore, secondo me, per la personalità e per la leadership, perché se andiamo a misurare la prestazione in sé, Azzoli non aveva fatto peggio di Ribéry, che probabilmente essendo più giovane oggi nel periodo Giovanni Salvati, buonasera. Buonasera Giovanni e Forza Napoli, buonasera. Ragazzi, vi invito, Giovanni, ti invito a lasciare un like, dai, che non ti costa niente, se l'hai lasciato ti ringrazio. A tutti quelli che entrano, mi raccomando, lasciate like e condividete la live. Grazie ragazzi, se lo fa, grazie. Vai Napoli. Elmas. Ma Piotr, mamma mia, un altro lo volevi fare, un altro lo devi fare. situazioni, perché se c'è la palla con la qualità che ha, deve secondo me però essere cinico e cattivo e sfruttare l'occasione che gli Mamma mia. suo tiro con il destro. Lotta chi sa, lotta anche Ribéry. Bravo, bravo Napoli. Vai, vai. No, Koulibaly. Obi, il più fresco, prova a dare una sgasata. Lo aggancia ma io un calcio di punizione. Adesso l'uomo qui a recuperare la palla e poi ripartire la Salernitana. Deve far vedere che nonostante le finalità numeriche da sotto, vuole crearci fino alla fine, quindi è il momento di recupero, di avere il coraggio di andare là, anche i centrocampisti ad avvicinare i Ribéry e sì. Mi trovo a Napoli, il clima in campo è tranquillo. Ma ti trovi a Salerno, dicevi, a vedere la partita o a Napoli? Si gioca a Salerno, infatti, infatti si gioca a Salerno, lo sta dicendo Rino. Infatti non ho capito che cosa intendevi di trovare a Napoli. Cioè, che stiamo giocando a Salerno. Zortea gioca la palla di prima nel feudo di Fabiano Ruiz. Zielinski sterza con il tacco e Massa. L'assalto che decide saggiamente di ragionare.
Vai, vai. Mamma mia. Obi, prova a guardare Ribery, esce su di lui, ma è raggiungibile. Però questo sì mi deve fare, bravo. Dare davanti al suo riferimento, difendere la palla e cercare di fare salire. Poi qui Obi ha sbagliato la misura del lancio per Ribery. Decide fin qui Zielinski, c'è ancora un quarto d'ora più recupero da giocare alla rete. Fabian Ruiz sale volentieri, palla al piede, molto vicino a lui, Pecagna, apre Fabian Ruiz, aspetta il pallone da Mario. Mario Rui, Fabian, non è un segnale alla squadra. Vai Giovanni, vai. Di Lorenzo. Zielinski. Bella. Con il pallone verso Politano. Ansia, dello stretto, e Ranieri, prova ancora velocità. Se c'è la Ribery che va. Oh! Cazzo! Ma dove? Bellissima per Simi, ma è chiaro che se attacchi come sta facendo il Napoli con 7-8 giocatori senza superiorità numerica sugli appoggi devi arrivarci. Questa volta Ma sei buttato pure secondo me, poi. Ma dove? Ma dove? No. Vabbè. Ma sì, ma si è buttato proprio, Maru. Ciao Destrox, ciao. Ma sei buttato, dai, Simi. Ha incentuato la caduta proprio. Come si è sentito sfiorare la maglia, si è buttato in terra. Ma dai, poi giù. Ma dove su cartellino rosso? Ma dove? Della chiara occasione da gol, ci sono i vari criteri, ne abbiamo parlato recentemente in occasione dell'espulsione di Sumarò in Bologna-Milan. Qua c'è da valutare soprattutto se Simi poteva arrivare in possesso di palla. Per questo è in corso un check, ma il check è finito, considerata corretta l'espulsione di Koulibaly, così come era stato espulso Sumarò in Bologna-Milan, per cui Koulibaly lascia la partita, Mamma mia. il capitano, la mette sul braccio di Zielinski, 10 contro 10 e una punizione più che golosa per la Salernitana. Lo dicevamo Stefano prima, rimanere dentro le partite, perché le partite non sono mai finite se con la testa ci sei. La Salernitana ha dimostrato questo, comunque sia, di aver fatto una ripartenza bellissima, ma ripeto, secondo me Armani ha avuto una leggerezza, una negligenza nel fatto di non avvicinarsi a Ribery pensando che in superiorità numerica magari la palla non la perdi e invece la richiesta di palla. Lo sapevo. Secondo me non l'ha proprio toccato. L'ha giusto sfiorato con la maglia. No, Rino, c'è stato il leggermente tiro di maglia, ma leggero, non è da rosso. Dai. Quante l'abbiamo viste tirare le maglie così? Non è che l'ha tirato proprio leggermente, lui si è lasciato proprio volare, dai. Ma dai. Sistemate il pallone tantissime volte. Frank Ribery ha propiziato questa situazione con la sua verticalizzazione. Adesso il calcio piazzato. Ai, Ribery, attenzione. Ribery ci ha dimostrato perché ha deciso di tenere in campo lui. Entra subito qua Jesus al posto di Politano. Mamma mia, brutta sta punizione, ragazzi. Brutta punizione di Ribery. Girano le lancette, mancano 11 più recupero che sarà corposo. Infatti, quello che dicevi è pericolosissimo qui Ribery. Sulle punizioni, giocatore di qualità, giocatore che ha enorme esperienza. Brutta punizione. Il comandante Kalidou KK ci ha lasciati con l'espulsione nel finale. Non ci voleva. Il centrale per Armani perché Manolas è ancora indisponibile. Anche Elmas con il famoso contogrillo, posizione centralissima, situazione molto complicata per Ospina.
massima attenzione, scapita di Ribery. Si aspetta solo il fischio di Fabri, manca che utilizzare la barriera, c'è un'antibarriera formata da 3 giocatori della Salernitana. Si piazza sul palo di Lorenzo, si può dare Ribery. Grande Giovanni, grande Giovanni, grande Giovanni, a famo. Bravi, bravi così. Bravo Giovanni, ha capito tutto Di Lorenzo, bravissimo. Bravo Di Lorenzo che ha capito dove andava il pallone, grande a levarlo dalla porta, grande Giovanni, è come un gol salvato. Ha capito proprio Di Lorenzo, grandissimo. Si è ritrovata all'improvviso energia il furore agonistico della Salernitana. Con le mani Mario Rui. Per alzare la voce anche Luciano Spalletti. Qui Magna può spuntare verso Elma, saputo la Zantea e Massi in mezzo a buona. Calcio di Scavone. Buon lavoro del centro del Napoli, torniamo a bordo campo da Tommaso Tucci. Allora, sono successe tante cose. Senti, appunto, perché protestavi tanto con i Ribery? Perché stava... Mamma mia. Grande Di Lorenzo. Rino, quando è capitato qui in Sardegna ci sono stati 18 morti, era di giorno, mi sembrava notte con i lampi e tuni. Salvataggio di... Sono già andato in mano 5 volte, mamma mia. Aniello, Napoleone, mi fai moderatore? Più in là, più in là. Ciao Bubu, Gugu, ciao amico mio. Napoleone, Napu, amico mio. Ricordo Candy, lasciate like ragazzi, mi raccomando, like per supportare la live, mi raccomando. Ma fa mucchi, grande Giovanni Di Lorenzo, grande salvataggio che vale un gol, quello di Lorenzo, vale un gol. Ale, 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 ale. Ale, 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 sarò con te, tu devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione, e tu non devi mollare, Napoli torna campione. Attenzione, la Salernitana sta giocando che rende ballanato proprio. Grande Ramani. Vai, Zelu. Bravo Piotr, bravo Zelischi, così. Stiamo sudando, la Salernitana sta facendo una grande partita. Complimenti alla Salernitana, perché io faccio complimenti a qualsiasi squadra della Salernitana, poi Campana. Vi ricordo che questa partita la deve perdere, però per me si deve salvare la Salernitana. Voglio che si salvi. Però oggi deve perdere. Vai Napoli, vai. E devo dire che sta giocando un'ottima partita. Lo devo dire. Vai Napoli, vai. Ciao Josef, ciao amico mio. Ricordo che c'è stato un brutto tempo anche l'anno scorso. C'è stato... Ah sì. Adesso la Salernitana Stefano ci crede veramente, lo vedi proprio nelle posture del corpo dei giocatori, nelle facce del come attaccano, vanno giù convinti, i passaggi li fanno convinti, quando crossano convinti. La schiavone della bandierina. Attenzione ragazzi, questi non muoiono, questi qua. Da lui io che ne ha morto, io. Calcio d'angolo per la Salernitana all'84esimo e 30. Attenzione! Grande Ospina. Grande David. Mamma mia, però l'ho vista brutto. Juan Jesus, ma tu che cazzo fai?
Ma tu che cazzo fai, Juan Jesus? Mamma mia, ti guardi i difensori, ti guarda l'attaccante a posto di difensore. Cioè, stai fermo piantato là, come un scemo. Ricordo che quello di 7 anni fa non ricordo, purtroppo mi spiace. Che bello vedere il mio Milan primo con il bello Napoli, dai. Speriamo che il Milan non vincerà contro la Roma. Speriamo, Mariano, speriamo. Lo voglio bene a Joseph, però deve arrivare sotto di me. Deve arrivare sotto di noi il Milan, deve arrivare sotto il Napoli. Ti voglio bene, amico mio, ma dovete arrivare sotto al Napoli. Siamo discutibili nel giro pari della Salernitana, ma gli altri 8 lavorano con 2 linee corte strette, cercando di fare densità, non ha più la forza veramente di andare a prendere gli avversari alti. Ci prova la Salernitana, deve resistere il Napoli per mantenere staccato il Milan, che ovviamente stasera è impegnato alla... Ragazzi, lasciate like, mi raccomando, e condividete la live se non l'avete fatto, che è importante. Grazie, vi ringrazio se lo fate. Si alza la Salernitana, arriva con tanti uomini, guida ovviamente Ribéry, seguito da Rachmani, trova la deviazione... Ancora calcio d'angolo, mamma mia. La Salernitana sta facendo una grande partita. Ora ci provano, ci provano. Vabbè. Non sarebbe stato sconfitto in un pallone facile da controllare, quindi siamo sempre lì nel campo del... Juricic e Gaiolo. Juric e Gaiolo per la Salernitana. Attenzione, Juric di testa è pericoloso. Assolutamente sì, perché ormai i tattici si sono saltati sulla gente fresca, fisica, preparando tanti palloni dentro, non rispetto alle 2 parole del Schiavone che secondo me ha fatto una buonissima partita, una signora partita, nella fase di possesso ha corso tanto e anche in quella di possesso si è... Attenzione al suo calcio d'angolo, ragazzi, attenzione. Credo che abbia fatto una buonissima partita. Dietro c'è Gagliolo per Ranieri, Schiavone con lo Grande, oh! Mamma mia, grande spina. Sì, ingenuità ci ha lasciati soli, vabbè. C'è stata una lieve trattenuta ora che l'ho visto. Sì, infatti c'è stata una lieve trattenuta. Ma devi stare attento perché se basta il minimo contatto questi ti possono fischiare. Napoli stanno giocando quelli lì, Koulibaly che giocano nella Salernitana. Dieci contro 10 in questo elettrico finale di tempo. Mario Rui. Elmas gira. Mamma mia, il Mas! Mamma mia. Grande il Mas, grande giocare. Sommato adesso di Rosso ci può anche stare, infatti. Grazie, io saluti, un bacione amico mio. E forza Napoli, un saluto enorme amico mio. Alla prossima. Ultimo minuto dei 90 regolamentari e poi ci sarà un recupero sostanzioso. Sale Strandberg, compagno a sinistra Gagliolo, per la di rigore, il nazionale norvegese. Juric viene fatto staccare in libertà, tutti i due centrali Napoli progressivi, buona scelta. Fabian, Petagna. Mamma mia, Aniello, ha fatto una grande partita la Salernitana. Juric, Giober, Obi, Ribéry,
Grande fratello Giovanni, forza Napoli, avanti Taranto, dai, forza Napoli. Forse pensavo di non recuperare, d'altronde lanciato verso la porta. A presto, amico mio, a presto. Siccome giocano due calciatori che si chiamano Koulibaly, volevo sapere se stavano giocando. Koulibaly del Napoli è espulso, ma anche Koulibaly della Salernitana non sta giocando. Se non sbaglio è in panchina, se non mi sbaglio. No, è infortunato. Koulibaly della Salernitana è infortunato e quello del nostro Napoli è stato espulso. Quello della Salernitana non c'è, non è stato nemmeno convocato. Vai Fabiano, vai Mario, mamma mia! Bravo Marietto. A me mi sembrava c'era deviazione là. Secondo dei 6 minuti di recupero, Stenza verso l'interno simili, prende Jesus. Questo si può lavorare meglio, da difendere meglio, a questo punto della partita sono fondamentali. Mario Emas, Chiarica, il compagno di fascia, Mario Rui con una palla incrociata alla ricerca di Petagna, che lotta ancora tanto, rimane giù, Fabri interviene, la posizione per il campo. Petagna è preziosissimo. Di un'utilità straordinaria, al di là che è entrato nel gol, ma per tutte le altre cose che fa. Basta vedere in questi 30 secondi la differenza tra la difesa della palla di Sini che perde palla e la consegna al Napoli e Petagna che magari non fa un bellissimo controllo ma poi la va a riconquistare con tenacia e scivolata. Ha fatto veramente una campana, Benez, è premiato con la concessione delle verità. Vai. Altro movimento lucido e utile di Zielinski. Petagna allarga, Di Lorenzo gioca a cross passo. Bravo Di Lorenzo, bravo. Zielinski, grande partita. Finalmente abbiamo visto un bel Zielinski. Ciao Giovanna, ciao, forza Napoli. Di Lorenzo trova la carambola giusta, no, secondo la Spinelletti, rimessa per la Salernitana. Deve tornare nel punto corretto. Chiopper, per dare speranze ancora alla Salernitana. Zottier deve affrontare Emas, cerca di liberarsene con lo spunto, si complica un po' la vita Zottier, ma allarga su Gaglione. Ribéry, Zottier, entra a Napoli perché la Salernitana ha guadagnato la metacampo avversaria. Mamma mia, Elmas. Prende il fallo, calcio di punizione per i Granati. Guidando sul Poggeno, troppo lento perché Ribéry è girato di spalle, non fare male e gli è arrivato forte e gli ha concesso una punizione che adesso gli fa prendere una mischia e la Salernitana avendo tanti saltatori non c'era una Evidentemente Colantuono li ha accantonati entrambi perché con l'allenatore precedente giocavano, non ricordo il nome dell'allenatore. Castori, l'allenatore che aveva prima la Salernitana era Castori. Esce Zielinski, entra Zanoli. Classe 2000 Alessandro Zanoli, terzetto. La sua seconda presenza in Serie A, ha occupato poco più di un mese fa, ha vinto a Udine, la scorsa in C, all'Allegnago, il doppio salto. Dentro Zanoli, nel momento più caldo del derby.
Dichiara le protezioni fra Ribéry. Prova a mettere un pallone morbido. Oh, Arriva Rachmani, non ha finito con la Salernitana. Di tackle di Spina, cazzo! Mamma mia. Mamma mia. Dicevo prima, vai a creare dei rischi che possono poi essere pericolosissimi, come si è verificato. Qui non è stato fischiato il fallo. Gagliolo sicuramente arriva col passo lungo di contropasso, non è facile tenerla bassa, però di fatto è andata a tirare con la porta sguarnita. il centro alto con il sinistro Gagliolo. Mi sembra il sinistro sul campo. Come Gesù è stato dato in veloce. Sarebbe stata rivista comunque. Sì. Non era facile il tiro di Gagliolo, di controbalzo, tutto storto. Sta presa per il recupero, però c'è stato un cambio, probabile una pendice. Avrà ancora un'opportunità la Salernitana, prova a crearsela. Strandberg, calcia su. Giuric va a spuntare questo pallone, lo fa anche sì, per Ribéry, attorno a lui tutta la difesa del Napoli, cerca di scherzare Ribéry, non prende stavolta piazzato. Di Lorenzo, Vai Giovanni. Vai, è solo, cazzo. Si appoggia a Zanoli e guarda e punta la bandierina, non riesce a trovare la deviazione, recupera Chiomper, siamo già 30 secondi oltre 6 minuti di recupero, lascia giocare però Fabri. Zantera, calcia lungo, non è come Jesus che non riesce a contenere Giudice nello stacco, copre Mario Rui, da un calcio al pallone, Zanoli vede arrivare Gagliolo che in qualche modo lo controlla, si continua a giocare, Ribéry crossa subito, Rachmani spazza l'area di rigore. Ehi! Mamma mia, che sofferenza, ma vinto, la fa molto. Vai. Vai. La fa molto. Mamma mia. Sì. Sì. Complimenti alla Salernitana, ma noi abbiamo vinto a Fammo. Vittoria importantissima, ragazzi. Che queste partite con la sofferenza vinte sono importanti, sono più di 3 punti. Mamma mia, ti fanno vincere i campionati queste partite. Se le vinci così, porca puttana. Mamma mia, ha fatto la partita della vita la Salernitana, ma ha fatto cagare sotto, ma ha fatto. Niente ragazzi, ci vediamo alla prossima live, vi ringrazio a tutti quanti, a Giovanna, a Rino, a Giada che è entrata e poi si è spersa e poi se ne aiuta, a Mariano, a Bubu, a tutti quanti, tutti quelli che siete stati qui in live con me, ad Andrea, Aniello, a Josef, tutti quelli che siete stati qui con me, un bacione grande, se mi sono dimenticato qualcuno scusatemi ragazzi, siete in tanti. Comunque a tutti quanti che siete stati qui con me un bacione, ci vediamo alla prossima live con Napoliel, vi aspetto per il video post partita, come sempre aiuto, forza Napoli e alla prossima live, forza Napoli sempre, voglio forza Napoli, abbiamo vinto il derby, vai siamo primi, buona serata a tutti amici da Napoliel 87 come sempre.